Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com. È successa una cosa incresciosa, cioè se io vado su profile non c'è più Matto Scacco. Ora sarò Great Danger perché ho visto che giocando con questo avatar e sperando che me lo salvi questa volta, tra l'altro non so di chi sia questo profilo, andiamo a giocare e siamo arrivati proprio giusto dove eravamo arrivati noi, Quindi andiamo a battere Heidi adesso. Sperando che la prossima volta mi salvi, altrimenti diventa un casino. Quindi continue. Ok, giochiamo Great Danger, giochiamo in modo aggressive. Ok, difesa scandinava, si cattura sempre con la scandinava, qualsiasi mossa lui faccia, cavallo C3 per attaccare in modo aggressivo la sua donna che può andare in A5, un scacco. Scacco, ti posso... Cavallo 2 troppo passiva. Donna E2, cambiamo le donne, non mi va. Alfiere 2, donna G5. Alfiere 2, donna G5. E poi lui mi minaccia il punto G2. Mi minaccia il punto G2 e io posso giocare alfiere F3. Quindi ci va bene come mossa. Ci va bene come mossa. Ok, tu stai dando tanta noia, però in realtà è una noia. Cavallo F3, non posso farla, posso giocare di D4 più aggressiva di D3, tanto non c'è alcun tipo di minaccia, se catturo col cavallo, ok, sei un po' fastidioso, Dovrei giocare ora alfiere 3 e al massimo faccio anche un arrocco lungo. Alfiere 3 così buonanotte, ci pensiamo più. Cavallo qui, col tuo cavallo vuoi andare in D5 ma non ci sono problemi. Ma se ti faccio un bel arrocco lungo come la vedi te? Come la vedi? Secondo me la vedi bene. Io la vedo ancora meglio. Cavallo C6, cavallo C6, D5, io ti spingo D5, perdi un pezzo. D5 perdi un pezzo. C'è il doppio. Sì, questi pedoni, quanto sono potenti questi pedoni, non si può capire. E ti potrei cambiare anche le donne, e invece no. Allora adesso mi tocca fare un arrocco lungo, F3, cavallo F3, adesso ci attacco su G2, o semplicemente alfiere B5 inchiodandoti la donna sul re, e dunque direi che è la mossa migliore in assoluto. Potresti anche arrenderti adesso, amico Fritz. Potresti, secondo me, se hai un briciolo di dignità, anche arrenderti. Adesso F3 la posso giocare tranquillamente, seguita da arrocco lungo. Quindi direi che ci siamo. Arrocco lungo. Tanto adesso lo fa anche lui l'arrocco lungo, quindi capirai. Ok. Devo farti togliere l'alfiere da questa diagonale, così una volta che hai tolto l'alfiere da questa diagonale ti catturo il cavallo. Alfiere 6 obbligata. E adesso verrò a mangiarti l'anima. Alfiere qui, così se fai torre in D8 arrivo con l'alfiere in C7. Hai fatto l'arrocco lungo. Allora donna qui per andare su A7, tu giocherai C5 perché sei furbo. Vabbè, allora me la chiami, se me la chiami io rispondo. E c'è la minaccia di matto su A8, e mi sa che la minaccia rimane. Metti davanti il cavallo, matto, non puoi andare sulla colonna D perché c'è la torre. Ok, quindi adesso che ti ho battuto, in teoria, se io faccio back
giusto? E vado ancora a giocare, me l'ha salvata in teoria. Ok, quindi se io esco da tutto, ok, me lo salvi in automatico, presumo. O no, lo devo salvare io, che questi giochini qui. Ok, cosa sincronizza? Ok, niente. Se io esco e ci rientro, in teoria, se mi hai salvato bene, in teoria, io sono sempre Great Danger, play game. Sì, mi ha salvato, ragazzi, questa volta mi ha salvato e andiamo a giocare contro questo colosso. Andiamo sempre di E4, che è bella aggressiva. Dobbiamo chiudere in fretta queste partite, ragazzi, ma è sempre la stessa partita di prima. Facciamo la stessa partita di prima. Scacco, ragazzi, è la stessa identica di prima. Non so se il computer si è impallato. Attenzione, variante diversa. E adesso però posso farti questa, seguita da arrocco corto. Oppure di 4, visto che la tua donna è sulla striscia del mio alfiere. E poi ti minaccio anche di spingere in D5, quindi ci sono belle cose in vista. Allora, un bel arrocchino così, senza dir nulla. Ok, vuoi fare arrocco lungo ancora un'altra volta e su questo lo posso capire. Ora però c'è la spinta del pedone in D5 che è veramente mortale per il tuo alfiere. Perché? Perché vi autobloccate? E sul cavallo qui vediamo se c'è scacco di alfiere, C6. No, non funziona. Non funziona perché può mettere anche l'alfiere in D7. Volevo fare qualche figata, ma credo che mi accontenterò di catturare questo alfiere. Alfiere D3. Minacciando la donna che deve mettere davanti il cavallo, che si minaccia ancora. Ok, H3. H3 ci vuole, ragazzi. Sempre una mossa che così ci vuole. Vediamo. Io riesco a intrappolarti la regina. Se ti gioco G4 puoi sacrificare il cavallo. Quindi direi che ora è il momento di catturare questo alfieretto. Ok, pedone debole qui. Pedone debole qui potremmo attaccarlo con una torre. Torre in E1. Direi che cosa buona e giusta. O donna in E2, così la donna è più mobile. Perché così se fa l'arrocco lungo non c'ho neanche la torre sulla donna. Perciò facciamo donna, mi piace di più. Mi piace di più donna. Esatto, adesso c'è lo scacco immediately. Ok, messo avanti il cavallo. Adesso, come si attacca questo povero arrocco sguarnito? Lo attaccheremo in tanti modi. Non so capire quali. Allora, potremmo giocare un alfiere F4 intanto per sviluppare tutti i pezzi. Giusto, non c'è niente di troppo minaccioso, no? Ok, giocherai cavallo F6, giusto, mi sembra assolutamente corretto da parte tua. Torre qui, torre di là, cavallo in G5. Cavallo in G5, sposti una torre, vengo qui col cavallo, sposti l'altra torre, però dovrei giocare forse prima alfiere in G5. Però tu giochi G6 e non ci sono grandi prospettive. Fammi pensare un po'. Cavallo in B5,
cavallo in B5 con l'idea di attaccarti su C7, però non c'ho ancora le torri in attacco. Però su cavallo B5 tu potrai giocare cavallo in D5 e io ti catturo qui con scacco, però c'ho sotto l'alfiere, non mi piace. Non mi piace, non mi piace. Facciamo una mossa di routine? Facciamo una mossa di routine, va? Nel frattempo che mi decido su cosa giocare. Donna C5. Con l'idea di venire in B4 e attaccarmi contemporaneamente alfiere e pedone. Potrebbe essere una soluzione. Ma io intanto ti centralizzo le torri. Tu fai quello che vuoi fare. Eccolo che me l'ha fatta, e ora posso anche ritirarmi con l'alfiere in C1 e problemi non ve ne sono. Non ve ne sono. Un po' passiva come mossa, però temo che se la donna veniva lì sarebbe stato un bel problema. Posso cambiare le donne? Direi proprio di sì. Direi proprio che posso, però si allungherebbe troppo la partita. Dunque ritirerò la mia donna in casa da destinare, tipo qui. Tipo qui. Cavallo. Questo doppio non me lo dovevi fare. Questo doppio non me lo dovevi fare. Tra l'altro c'è la donna a tiro. Io potrei giocare alfiere F5 scacco. Perdi la donna, perdi la torre e vado in vantaggio di materiale. Ok. Quindi ti posso catturare con la torre. Tu mi catturi la donna col cavallo. Catturare con l'alfiere. Catturare... questa è lunga. Questa è lunga. Ti catturo. Tu mi catturi. Alla fine io c'ho... Allora. Ti catturo la donna. Tu mi catturi la mia donna. Io ti catturo con la torre. Tu mi catturi questo alfiere. Però vinco io questa gara di catturate, giusto? Vediamo se dico giusto. Vediamo se dico buono. Ora torre per cavallo. Lui può catturarmi questo alfiere, ma io gli pappo alla prossima. Gli pappo alla prossima. Esatto. La torre con scacco. E poi ti pappo il cavallo. Il cavallo tanto me lo prendo. È inutile che fai così. Il cavallo, anche se questo alfiere per dare matto mi aiuta, Questo alfiere per dare matto mi aiuterebbe. Molto. Molto. Quindi lo metto qui che limita il re. Va bene, nessun problema. Alla prossima ti gioco torre di 1. Guarda il tuo alfiere come è limitato. Attenzione, attenzione. Attenzione, attenzione. Mettiamoci prima la torre qui, seguita da cavallo in D5. Se giochi C6 ti sparo. Se giochi C6 ti sparo. Ora c'è questa. E alla prossima cavallo C7 matto. Eccolo. Eccolo. No, non è matto. Io mi sto segnando i matti. Allora facciamo prima questa. Tutti i pezzi all'attacco. Tutti quanti. Tutti. Ok. Qui c'è il matto sicuro. Qui me lo sento. Alfiere scacco. Re in F8. Tac. Tac. Mi sa che me la sono giocata male, secondo me c'era di meglio. Scacco. Me la sono giocata male. Me la son giocata male. E no, vabbè dai, cambio i pezzi, non è che sia... Potrei giocare torre D7? Su torre D7 c'è il... No, va bene, facciamo questa. Facciamo questa, cambiamo tutto, non abbiamo rotture di scatole, scacco. Cavallo in E8.
Cavallo N8 mi sembra un'ottima mossa. Il re è costretto ad andare in G8, perde anche l'altro alfiere con scacco. Ah, poteva andare anche in F8. Vabbè, l'importante è che adesso tu rimani solo col re. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. No, facciamo le persone serie. Non... Ok, centralizziamo il re. Siamo pronti assolutamente per centralizzarci. Il cavallo va qui che controlla le case scure, l'alfiere controlla le case chiare. Saremo imbattibili. Tu giocherai H5 perché vuoi giocare H5. E allora, visto che fai il figo, visto che fai tanto il figo, adesso ne pagherai le conseguenze. Potresti anche arrenderti, vedi, i computer non si arrendono mai, incredibile, oh. Incredibile. Catturiamo i pedoni sull'ala di donna, ragazzi, così poi andiamo via lisci. Andiamo via lisci, tipo, se mi faccio un bel pedoncino isolato qui, sono tanto felice. Non c'è il pre-move, ragazzi. E questo è un dramma. Senza pre-move la vita non è più la stessa. Ok. Fammi giocare così. Lo sapevo io. Sapevo io che facevi il furbo. Se ti spingo qui il re. A parte che potrei... No, se non muoio... se non muoio non è male. Ok, ci sono. La partita più lunga dell'universo, ragazzi. Siamo a 45 mosse. E il mio avversario non vuole saperne di abbandonare. Perché sei una macchina. Sei una stupida macchina. Così come diceva Kasparov col di blu. Ok. È il momento ragazzi. È il momento del giudizio. È il dente del giudizio. Ok, ora mentre il re sarà occupato a venire in D6, col mio re andiamo a catturare quest'altro pedoncino. Ok, va bene, fai quello che vuoi. Sappi che ti sta per arrivare una donna addosso. Sì. Dai che voglio sfidare Kasparov, su. Oh, non è che questo si prende la patta, attenzione che questo vuole prendersi la patta, ecco perché ha spinto il pedone fino a bloccarsi. Hai capito l'amico Fritz? Hai capito l'amichetto Fritz che si è inventato? Scacco. Ok, va bene, ti faccio andare da questo lato. No, così è patta, fermo. Ah, che ridere. Che ridere, questo ragazzo, veramente assurdo. Vai, gioca su queste due case che sono le uniche in cui ti puoi muovere. Intanto ti prendo un'altra regina, va? Vai, continua. Continua a muoverti su quelle case finché puoi. Continua, non ti preoccupare, te le lascio, non c'è problema. Ok, dai, vediamo adesso chi ride. Su. Bam. E bam, matto alla prossima. Ops. Oh. Grazie. Live, lose and learn. Io spero
Questo tipo di gioco, sì, mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto tantissimo, ma proprio tanto. Back to menu. Andiamo subito cattivi. Ah, ora sì che mi cresce l'elo. Solo perché sono un Great Danger. Che vuol dire buon danno? Cioè mi stai dando del danno a me? Sai che potrei prenderla come un'offesa. Andiamo a vedere Championship. Ma non ti ho appena battuto, no, ma ragazzi, c'è un bug. C'è un buggone. No, dai. Ti ho appena battuto. Ma che roba è? Ma no, ma dai, ma che roba è? Ma ti ho battuto, eravamo già qui. Vabbè, dai. Non so. Non so cosa succede. Va bene. Cioè, tu vuoi giocare alla Lekking contro di me? Tu vuoi giocare alla Lekking contro di me? Hai sbagliato persona, amico. Tra l'altro, ecco, hai messo anche il cavallo in posizione pessima. Se non sai le aperture, non si gioca. Non si gioca. D5. D5. Tanto ti gioco a 3. Metterei il cavallo in C6. Ti posso anche bloccare. Ti blocco. Qui sono costretto a catturare. Tu catturare con quale pedone? Sono molto curioso. Col pedone in A. Vabbè, dai. Finiamo lo sviluppo. Alfiere F5. Ok, nessun problema. Finiamo lo sviluppo. Attenzione a come ti muovi, attenzione a come ti muovi che il rischio è abnorme. Ora se mi catturi il cavallo tranquillamente F5. Ma queste mosse da dove le imparate? Sai che posso spingere 6? Lo sai che posso spingere 6 facendoti danni enormi. Ti spingo E6. Te lo spingo. Detto così suona male. Però spingo E6, donna di 6. Donna di 6. Vabbè, intanto facciamola perché sento che va fatta questa mossa. Torre qui. Torre qui. Cioè tu mi stai giocando torre qui. Non so se abbiamo capito bene. Tu mi stai giocando torre qui. Torre qui. Amico mio, qui la situazione è grave, molto grave, gravissima, è gravissima. No, perché poi il tuo cavallo può venire. No, a parte che è inchiodato, quindi finché è inchiodato il tuo cavallo non fa proprio nulla. Donna di 6, lo sapevo io, lo sapevo, però adesso c'è cavallo G5, cavallo in F7 col doppio, donna torre. Ok, sviluppiamo l'altro cavallo. Sì, ok, vuoi venire qui in C2, però ho zero problemi perché vieni, posso andare con la torre in A2, se vieni con l'alfiere, ma se io ti cambio l'alfiere così tu non vieni più da nessuna parte, potrebbe essere una cosa sensata. Ok, e adesso ti gioco questa, potrebbe essere sensata, assolutamente sensata. Perdo quel pedone, mi dispiacerebbe molto perdere quel pedone. Mi dispiacerebbe moltissimo, ammetto. Ok, il re qui. Se spingo in D5, cosa ne pensi della spinta in D5? Che non è tanto buona. Però quello che posso fare è intanto giocarti questa. Alfiere in D2.
inchiodando doppiamente i cavalli. Mamma mia, ah, te sei andato per paura, te sei andato per paura. Metto una bella torre qui, sempre per paura. Ma adesso queste mosse qui inizierei a pagarle tutte, lo sai vero? Lo sai vero che le inizierei a pagarle tutte perché c'è questa, cioè la spinta in D5, se il tuo cavallo mangia perde la protezione sull'altro cavallo, il che potrei catturare, eccolo! No, ho sbagliato qualcosa, ho sbagliato qualche calcolo. Ho sbagliato il calcolo, ragazzi. Capita anche questo. Capita anche questo. Capita anche questo. Meglio se non capita, ma capita anche questo. Catturo cavallo, cattura donna, scacco. Vabbè, se è in vantaggio, direi che cambiare è sempre cosa buona e giusta. Catturo donna e poi c'è alfiere C6. Guarda la tattica come entra sempre in aiuto. Mamma mia ragazzi. Ah, c'era questa. E se faccio così? C'è 6. Ah. E se io faccio così invece? Aspetta, prima devo fare questo. Prima devo fare torre qui, poi tu spingi. Ah, però si libera l'alfiere, si libera la diagonale dell'alfiere. Maledetto. Maledetto. Infamello. Infamello che non sei altro. E vabbè, dai, la prossima c'è cavallo C4. Cavallo C4 sistemerà todos. Sistemerà todos. Todos, mai problema. Ok. B4. E questa mossa, se io ti catturo, questa solita mossa, chiamasi mossa della disperazione. C'ho il cavallo sotto. Bella. Adesso mi fai anche scacco. Ah, bella, questa è stata bella. Te la concedo questa mossa. Te la concedo solo perché ho un briciolo di compassione. Sono alla fine un essere umano anch'io. Solo per questo te la concedo. Altrimenti non te l'avrei mai concessa. Ora è il momento di attaccare. Cara torre che sei lì intrappolata in mezzo a tanti casini. È il momento ora di andare a promozione. Però per andare a promozione c'è bisogno di giocare in un certo modo. Perché se tu ora mi spingi, io spingo, si crea il pedone libero. Bravo. Cattura. Ah, catturi. Sei sicuro? Sei sicuro di volere changiare le torri? Ah, però c'ha mica male anche lui dopo dei bei pedoni, mica male, Mica male anche lui ora coi pedoni. Se catturo questo pedone, lui cattura con l'alfiere. Se cattura spinge, cattura, alfiere. Cattura il pedone. Cattura la torre, spingo il pedone, alfiere F4, spingo, non riesco più a toglierlo da lì. Motivo per cui... cazzarola, questa non so se la vinco, Sono andato troppo veloce per i miei gusti. Ho pensato troppo veloce. E se spingo subito, catturi, spingo subito è la soluzione. Ti devi avvicinare col re. Ti avvicini col re. Ah, ok, ora c'ho la torre libera. Libera mica tanto. E adesso c'è D4. Ah, eccola la mossa infame. Perché tu principalmente sei un infame. Ti spacci per brava persona, ma sei un infame. E qui è un problema. Qui, Houston, abbiamo un problema.
C'ho un botto di pedoni che vogliono venire verso di me. Un botto, un botto, un botto, un botto di pedoni che vogliono transitare. Esatto. Esatto, questa mi piace. Adesso scendo con la torre in settima. Sì. Va bene. Adesso spingo il pedone. Questa si può fare. L'unica cosa di questa spinta è che dopo il tuo re può venire qui. Ma io penso di cavarmela, dai, su. Sarà mica... Ok. Non sarà mica già Gary Kasparov, su. Ok. L'importante è che il tuo re non viene di qua. A parte che se viene di qua... devo solo portare a promozione quell'altro pedone. Quindi... Dai, sì, promuoviamo. Ok. Sì, no, tranquillo che non te lo catturo. Tranquillissimo che non te lo catturo col pedone. Ok. Adesso, con tutta calma, io ti faccio questa. Anzi, ti posso anche catturare qui. O semplicemente spingo. Tac. Spingo, ragazzi. Ok. Sì. Tu vuoi venire... non puoi venire qui. Ok. No. Pensi che io abbia pietà di te solo perché era una torre? Pensi questo? Mi fai così stupido? Oh, se adesso non mi convalida questa vittoria... E che Kaiser. Dun, dun. Blocchiamo il re, blocchiamo il re, blocchiamo il re che vuole scappare, blocchiamolo. Perché si vuole infilare negli angolini lui. Adesso va in G3. Ok, prima o poi devi muovere qualcosa, no? Vuole lo stallo, è quello che vuole. E noi non glielo diamo. Giusto, no? Noi non glielo diamo lo stallo. Perché sarebbe un po' come buttare una partita dal vento. Questo. Questo. No, no, volevo giocare in G5. No, vabbè, dai. Mouse complice. Mouse complice. Complice di bestia. No, vabbè, dai. Va bene, ti batterò anche solo con l'alfiere e la donna. Non ti preoccupare, no problema, amico. No problema. Ok, torna in G3. Che, ma che roba veramente di bassa lega. Veramente questo non me l'aspettavo. Questo non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo, veramente, veramente mi sarei aspettato di tutto, ma non una roba di questo tipo. Dai, re in H4. Ah, e allora c'è questa. Aspetta, che mo c'è il matto sicuramente, su. Su. C'è anche la spinta di pedone, che carina. Vabbè, c'è questa. No, qui c'è patta. Facciamoci questa che è sempre giusta. Questa mossa è sempre corretta. È sempre corretta. Adesso deve fuggire per forza indietro dove era prima, scacco sorretto dall'alfiere, poi scacco matto.
Esatto, matto. Ok, allora vediamo se me l'hai convalidata. Back to menu, va bene, grazie mille. Ok, va bene, sto salendo di elo, sono felice. Però l'importante è che poi quando andiamo a giocare non è che ogni volta me li fa ribattere. Boh, raga, mi fa... Sembra che me l'abbia salvato. Sembra che me l'abbia salvato, ma non ne ho la certezza. Speriamo. Speriamo, ragazzi. Speriamo. Questo qui comunque a te t'avevo già battuto, Hirl, t'avevo battuto prima. Vabbè, speriamo che riusciremo ad andare avanti e a questa Coppa d'Oro io ci arriverò. Ci arriverò e ti batterò, Gary. Aspettami, Gary. Arrivo. E ora per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!